Assessore, oggi qui a Mortegliano si inaugura il centro di assistenza primaria. Lei ha detto che rappresenta concretamente un viaggio nella sanità che cambia. In che modo cambia la sanità? Beh, cambia orientando sempre di più la sua organizzazione alle richieste dei cittadini. Le richieste dei cittadini sono cambiate. La richiesta dei cittadini oggi è di intervenire sulla quotidianità, sulla cronicità, non tanto, e questo lo abbiamo sempre fatto, sul problema acuto dell'emergenza-urgenza per cui uno arriva in ospedale con un problema acuto. Qui oggi è è il terzo centro di assistenza primaria di questa azienda che stiamo inaugurando, la prossima settimana ce ne sarà un altro, quindi io l'ho chiamato proprio un viaggio perché girare per questi nuovi centri che sono una nuova modalità di fare medicina. Abbiamo visto che qui c'è una forte integrazione tra i vari professionisti, i medici di famiglia che danno una continuità, ma non solo una continuità oraria, una continuità assistenziale perché si integreranno anche con la guardia medica, ma soprattutto un confronto tra di loro per prendere in carico le problematiche di malattia dei cittadini, ma anche un confronto per dare le migliori risposte di alta qualità. Gli infermieri insieme ai medici, i fisioterapisti, la pediatria, qui abbiamo insieme anche la pediatria, i servizi sociali e quindi nei territori queste sono le vere risposte organizzate bene di sistema per tutti quei cittadini che bussano alla porta, che devono trovarla sempre aperta e che hanno un bisogno di salute di qualsiasi tipo.